Bisognerà attendere domenica 3 maggio per una decisione del sindaco Alessandro Ferro in merito alla possibile riapertura della circolazione pedonale in spiaggia nell'anello che circonda Lusenzo e la diga di Sottomarina, in concomitanza con l'allentamento delle misure emergenziali provvisto dall'ultima ordinanza del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Lo ha detto oggi il primo cittadino durante un dialogo video con Chioggia Azzurra. Sono ottimista, ha aggiunto Ferro, stanti i dati attualmente disponibili, ma mi confronterò con la Giunta, seguendo le indicazioni dell'Ulster e Serenissima e concordando una linea comune con gli altri sindaci. Sono 78 le persone ancora positive in città, a fronte di 238 positivi dall'inizio dell'epidemia. 10 i ricoverati, 40 le persone negative al tampone ma in stato di isolamento domiciliare a seguito di contatto con pazienti positivi. A infondere ottimismo nel sindaco anche i test sierologici rapidi praticati martedì mattina alla palestra della scuola Caccin agli agenti di polizia locale, carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto, oltre che ai volontari. Sono 5 i non negativi ai quali è stato applicato il tampone su 410 persone censite nello screening. Se il trend va in questa direzione incoraggiante, prosegue il sindaco Ferro, mi sentirei di alleggerire la restrizione. Molto dipenderà anche dal comportamento tenuto nei prossimi giorni, che dovranno vedere ancora mantenuti gli obblighi di mascherina, guanti e del rispetto della distanza tra le persone. Più difficile il via libera alla riapertura dei parchi, almeno di quelli, continua il primo cittadino, che hanno all'interno le giostre per i bambini. Anziché aprirli con restrizioni, meglio chiudere del tutto questi ultimi e riabilitare gli altri all'attività motoria. Infine il sindaco precisa che per ordinare un caffè da asporto alle pasticcerie che offrono questo servizio è necessario contestualmente ordinare anche una brioche o cibo solido. Mi sono consultato con i dirigenti degli uffici, conclude, ed è stato già dato un riscontro in tal senso alle associazioni di categoria. Se uno prenota l'ordinazione del cibo può aggiungere la bibita, diversamente appare poco sostenibile l'ordinazione della mera bibita o del caffè. Si chiama Marco Mantovan, è un programmatore informatico di Chioggia, ha 25 anni e forse ha trovato una possibile soluzione alla ripartenza dell'attività balneare in concomitanza del coronavirus. Il giovane, attivo da anni nel web dove ha fondato la propria startup Leo, l'assistente virtuale, ha esposto alla valutazione dell'OGD e dei consorzi di promozione turistica il suo progetto per attenuare i disagi operativi della stagione incombente. Secondo questa tesi, ogni stabilimento può servirsi della chat di Facebook per consentire la prenotazione di un ombrellone fronte mare. Così facendo, afferma Mantovan, anche gli stabilimenti più piccoli potranno garantire la sicurezza, riducendo le code per il noleggio dell'ombrellone, con conseguenti assembramenti all'ingresso. L'iniziativa di Leobot non richiede siti appositi né tantomeno applicazioni differenti da Facebook. Come funziona nel dettaglio? Una volta installato il chatbot nella pagina di ogni stabilimento, il cliente quando visita la pagina potrà iniziare normalmente la conversazione via messaggi. La chat, che risponderà automaticamente tutto il giorno, mostrerà all'utente alcuni pulsanti interattivi come prenota ombrellone, il quale consentirà di scegliere la fila e il numero dell'ombrellone che si intende prenotare. All'interno del calendario, una volta che l'utente ha scelto la data, la fila e il numero dell'ombrellone, manca solo il pagamento. Senza uscire dalla chat di Facebook arriverà un messaggio all'utente stesso che permetterà di effettuare il pagamento tramite PayPal. Al responsabile della spiaggia sarà creato un foglio Excel dove potrà consultare tutte le prenotazioni aggiornate in tempo reale, tenendo traccia di chi è prenotato, per quale data e in quale sezione specifica dello stabilimento. Ad oggi è possibile anche acquistare uno o più voucher validi per le date scelte, senza aver l'obbligo di scegliere il proprio ombrellone. La decisione in questo caso spetterà al responsabile dello stabilimento balneare. I voucher potranno essere a titolo nominale oppure essere regalati a terzi utenti. L'assistente virtuale messo a punto da Leobot è già operativo in altri settori, dalla ristorazione alla sanità, dai centri fitness alle strutture ricettive, con case history giunti all'attenzione di Facebook Italia. Da lunedì 4 maggio gli ospedali della Regione Veneto potranno tornare alla normalità quanto ai ricoveri e agli ambulatori, uscendo, si spera definitivamente,
Dalle logica che dal 14 marzo scorso vedeva servite solo le urgenze ed emergenze. Lo hanno reso noto ieri il presidente della Giunta Veneta Luca Zaia e l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin nel corso della consueta conferenza stampa delle 12:30 dalla sede della Protezione Civile a Marghera. In queste settimane dominate dal Covid-19, peraltro, le patologie abituali non hanno segnato il passo, anche se molti hanno preferito rinviare interventi, visite o consulti per la paura di avere a che fare con ambienti ospedalieri comunque protetti, sicuri e risanati. Un documento regionale ha fornito altresì le linee di indirizzo per la gestione degli ingressi, il lavoro nei reparti e nelle sale operatorie, il pronto soccorso, ambulatori e sale d'attesa. All'ingresso dei nosocomi sarà presente un presidio per la misurazione della temperatura di chi entra e l'accertamento della presenza di mascherine e guanti. Gli accessi agli ambulatori saranno contingentati su appuntamento. Al massimo è prevista la presenza di un solo accompagnatore per chi deve sostenere esami invasivi. La prenotazione di prestazioni mediche al CUP sarà possibile da remoto attraverso il telefono. La Regione tuttavia raccomanda di accedere agli ospedali solo in caso di necessità. In caso di ricovero programmato sarà praticato il tampone anticoronavirus in via preliminare. Si parla di 1600 tamponi specifici al giorno in tutto il Veneto. Nessun paziente positivo avrà accesso al reparto, mentre coloro che transiteranno prima dal pronto soccorso avranno accesso separato e dopo verifica dei sintomi. Le priorità comunque verranno definite dai medici di base per ogni singolo paziente. Anche per il trasporto pubblico di ACTV, settore navigazione, lunedì 4 maggio entreranno in funzione orari differenti. Ad esempio la linea 11 da Chioggia al Lido attraverso Pellestrina e il ferry degli Alberoni vedrà effettuare una corsa ogni ora. Una passeggiata in diga, ammirare il tramonto dall'Usenzo, farsi un giro in pedalò, ma anche il pan dolce al cioccolato di notte del panificio Bigoli in Riva Vena, tornare ad assistere alle partite dell'Union Clodiense e perfino mezz'ora di coda per prendere la pizza da Leo in Piazza Italia Sottomarina, una fila che di solito si spera sempre sia contenuta. Sono solo alcuni dei piccoli piaceri della vita, delle prime sorsate di birra che i giovani chioggiotti, ma anche i meno giovani, stanno facendo confluire alla pagina Instagram Poi Vorrei Chioggia, succursale locale di un sito, poivorrei.it appunto, inventato per mettere in fila i piccoli e grandi desideri da accondiscendere una volta che sarà possibile muoversi più liberamente. Sono già 1000 i follower della pagina che nello stile dei meme ferma attimi ed innocenti evasioni. Tanti sono legati alla convivialità, dal pranzo all'aperitivo alla cena, e come avviene per altre realtà italiane, leggere le volontà e le aspirazioni minimali di chi abita la propria città può aiutare nell'attesa, ricordando cos'era la vita prima del coronavirus e non vedendo l'ora che possa riprendere possibilmente in meglio.